Allora, Giorgio Peretti, parliamo un po' di questa riforma. È possibile questa riforma, secondo te? Abbiamo sentito la voce di chi vive in prima persona una situazione difficile, come peraltro appunto, come diceva prima Mary, che ha investito vari settori. Quello delle forze dell'ordine è un settore particolarmente importante, soprattutto in questo momento, dove la richiesta, anche non solo, io prima ho fatto riferimento in ambito locale, ma c'è uno scenario internazionale che impone una maggiore attenzione. Sì, sono d'accordo. Allora, io vorrei spezzare una lancia per Cioè i poliziotti. è una fase delicata, intendo dire. Sì, sì. No, è una fase molto delicata perché si tende a essere superficiali. Cioè, noi vediamo questo governo, come altri, che sta facendo tagli senza guardare molto nel merito le cose. Ma abbiamo visto nella scuola, lo vediamo nelle forze di polizia, però alla fine vediamo che è solo una questione di bilancio, purtroppo. E a volte uno non capisce certe scelte e le capisce solo dal punto di vista economico. Quindi non si coinvolgono i veri, diciamo così, i professionisti del settore per trovare una soluzione che sicuramente loro hanno, perché sanno dove c'è il grasso che cola. Allora, noi lo vediamo nella politica, che si va a eliminare i consigli di quartiere, dove sono il minimo costo insignificante all'interno di un costo della politica. Noi troviamo dall'altra parte che vengono tagliati in modo lineare dei servizi gratuiti come appunto la polizia postale, di cui conosciamo molto bene l'efficacia, perché anche come comitato genitori locale li coinvolgiamo, come scuole per poter insegnare ai giovani, e specialmente i genitori richiedono che fin dall'inizio delle medie, da quando cominciano ad avere quello strumento che è un po' diciamo così la dannazione oggi dei giovani, che è il cellulare, no? Per evitare di fare dei danni economici ulteriori alle famiglie, per evitare di incorrere in pericoli che sono i pedofili. Allora coinvolgiamo la polizia postale, che viene gratuitamente, e i giovani recepiscono questa importanza, recepiscono queste informazioni. Da quei dati, perché alla fine la domanda è: riusciremo ad accorpare? Io non riesco a capirli molto bene, perché non capisco se sono soldi pro capite per poliziotto, oppure dentro ci sono, come nelle amministrazioni, dirigenti che prendono 100.000 euro e poi all'anno, naturalmente, infatti, sto seguendo anche... Hai centrato in pieno il problema, cioè, penso. vediamo persone che prendono 100.000 euro e poi prendono anche i premi produzione, mentre mancano i soldi per mettere a norma le scuole. Cioè, allora, questa è una riflessione seria. Io penso che ogni forza dell'ordine, abbiamo visto diverse realtà, ha un orgoglio personale, perché alla fine la storia di ogni forza dell'ordine ha una sua dignità. Dovremo riuscire sicuramente a fare, quindi un orgoglio di appartenenza c'è, come anch'io ex militare, volontario tra virgolette, come ex ufficiale di complemento, ecco, ritengo che ognuno nella sua vita, diciamo così, a servizio dello Stato, rivendichi uno suo stato di appartenenza. Allora, dovremo fare un passo in avanti o un passo indietro in questo stato di appartenenza per mirare verso quello che è la sicurezza del cittadino. E là andiamo a fagiolo, cioè basta caste, questo è uno slogan quasi, no? E l'orgoglio sì ad essere cittadino, ad essere amministratore, naturalmente corretto. Quindi questo. Però io cosa rilevo? Come nella scuola, così nella pubblica amministrazione, i contratti bloccati, per esempio, no? Allora, questo non è dare dignità, cioè se c'è un patto tra lo Stato e il suo funzionario, devi rispettare questo patto. Il patto è dare dignità anche su quello che è un costo stabilito, mentre per altri settori vediamo che, come per alcune caste, invece lo stipendio aumenta sempre. Allora dobbiamo essere, diciamo così, uniti nel dire: ci sono dei problemi economici, tutti si tirino la cinghia, a partire dal dirigente, a partire da chi amministra, a partire dal politico, a partire da chi naturalmente riceve 2 vitalizi, perché poi vediamo giustamente degli assessori che rinunciano alla loro prebenda, diciamo così, da amministratore, ma perché hanno già 2 vitalizi alle spalle, perché hanno più lavori. E allora mi fa specie quando poi il singolo cittadino che riceve una pensione misera si ritrova a fare i conti a fine mese con quello che è il costo della vita. Allora, sicuramente avere una forza di polizia che sia come un'azienda che produca sicurezza è una necessità, però attenzione, giustamente qualcuno ha detto la polizia postale a costo zero, no? Sì. Io
mi viene il dubbio che forse la polizia postale, visto che fa le intercettazioni e queste intercettazioni spaventano, no? Questa indipendenza delle forze che non siano controllate spaventa qualcuno. Ma allora diciamo ai cittadini però che le intercettazioni, che dovrebbero essere una cosa privata, in altri stati l'ultimo poliziotto di quartiere può fare le intercettazioni senza chiedere niente a nessuno. Perché? Perché se uno non ha niente da nascondere, non ha bisogno di preoccuparsi di cosa dice al telefono. Viva. Certo, Mary Ballico, un attimo solo Volpin, dopo abbiamo anche un telespettatore in linea. Sì, allora io mi rendo conto dalla discussione di stasera che in effetti la parola riforma in Italia è la parola più gettonata, più desiderata, ma anche la più contestata, perché poi passare dalle parole ai fatti si crea giustamente o meno un vespaio. Come appunto governare è molto più difficile che andare avanti per slogan. Io mi chiedo, nello spirito appunto di una riforma che ripeto si sta delineando ancora agli inizi, chiede la partecipazione e l'apporto di tutti, a parte appunto la spending review che è stata finora. Io ho letto di interventi tipo fare una centrale unica di acquisto. Non vedo come questo vada a ledere la dignità di nessuno, a mettere in pericolo appunto la sicurezza di nessuno. Cioè vogliamo prendere atto che in effetti possono esserci delle spese che possono essere gestite meglio. Prima il professore mi ha onorato, diciamo, le donne della categoria della concretezza. Ecco, io quindi molto semplicemente dico, non devono esserci dei sancta sanctorum, no? Delle cose che non possono mai in assoluto essere messe in discussione. Facciamo dei confronti, come sono appunto le altre polizie, possiamo renderla più efficiente, ma naturalmente con lo scopo di dare più sicurezza ai cittadini, perché è assolutamente assurdo pensare che un governo voglia non dare sicurezza ai propri cittadini, certo, in un momento come questo poi, cioè sono veramente, è un'eresia. E appunto il fatto che invece con coraggio si voglia affrontare un tema che mi risulta sia sul tappeto da decenni, che è appunto implorato anche dagli stessi operatori di polizia. Ma che ci viene tra l'altro poi indicato anche dall'Europa. Ci viene imposto dall'Europa, però è chiaro che affrontarlo ci saranno delle incoerenze, ci saranno delle misure che vanno appunto riviste, però va affrontato, insomma non ci devono essere questi tabù, secondo me, da nessuna parte, altrimenti certo, continuiamo con lo sport degli italiani, che sono appunto lo scaricabarile e il benaltrismo, cioè devono sempre fare gli altri, bisogna cominciare da un'altra parte, ognuno per il suo. Chiaramente la sicurezza è un reparto importantissimo, però anche lì si deve procedere a una razionalizzazione, come abbiamo visto ci sono tutti gli spazi per farlo. Certo, Volpin brevemente perché c'è... brevemente voglio dire una cosa, parliamo di sicurezza. Mi è rimasta impressa una frase di lui. Giorgio Peretti. La prevenzione dove sta? Ad esempio, noi facciamo una cosa che è importantissima, parlavamo della scuola. Noi abbiamo fatto nel 2014, gli operatori di polizia postale hanno fatto 75 incontri nelle scuole, dalla prima media alla quinta superiore. Incontro con i ragazzi, solamente io ne ho fatti 60 alla sera, solo con i genitori. Che poi, volendo dire, insomma, anche tutti noi genitori, al di là dei ruoli in cui noi rivestiamo. Allora, questa prevenzione che cosa ha fatto? Il frutto di questa prevenzione, io lo posso dire perché li vedo, ha dato una maggior consapevolezza a questi ragazzi che l'uso del cellulare, come parlava prima lui, l'uso della rete telematica, ci sono dei reati in cui si va incontro, che poi bisogna pagare con delle sanzioni penali del tribunale di minorenni, oppure se sono l'età di 16 anni col tribunale. Questo per far capire che cosa? Che anche la prevenzione, anche questo lavoro di prevenzione come nelle strade, come nei pattugliamenti che facciamo nelle ferrovie e in qualsiasi altra parte, serve, cose che si parla poco di prevenzione. Forse allora a Volpin bisognerebbe andare a fare delle modifiche da qualche altra parte. Io l'ho già detto prima, i tagli, se voglio, andiamo noi a farglieli, lo vedrai che troviamo molto di più di quello che abbiamo trovato. Sentiamo i telespettatori, allora abbiamo la signora Maria Paola, buonasera Maria Paola. Buonasera a tutti. Buonasera, prego. Buonasera a tutti, vi sento e ho ascoltato con molto interesse le cose sono state dette dai rappresentanti delle forze dell'ordine. Ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto il signor Votaro, che io se non fosse già sposata gli chiederei di sposarmi, se fosse possibile, chiaramente. Sono qua a sua disposizione. No, è così, mi creda, non è una frase solo comica, è che veramente io la penso tanto come questo signore, mi piace e io la penso molto come lui, e quindi il professor Casen, che io ho sempre adorato nelle
precedenti e ha perso un piccolo punto di fronte al signor Bottaro. Mi spiace, il professor Case è passato secondo nella lista delle mie preferenze. Adesso passiamo alle cose. Detto questo, guardi che io non l'ho pagata, perché qualcuno potrebbe pensare che siamo amici, non la conosco. Delle gelosie. Si sfideranno a duello, poi prego, signora, prego, dica la sua. Io lei non l'avevo mai vista. La ringrazio, signora. Io fra l'altro non sono neanche veneta, anche se i veneti mi piacciono tanto, veramente. Allora, mi rivolgo ai rappresentanti, adesso divento molto seria. Sì. Volevo chiedere ai signori che hanno esposto così bene la posizione delle forze dell'ordine, volevo chiedere due cose, a tutte e due, poi mi daranno la risposta chi crede loro, uno dei due o tutte e due. Questa situazione che si è venuta a creare con le sovrapposizioni, tanti corpi di polizia, tra l'altro uno meglio dell'altro, per dire, perché non l'avete chiesto voi negli anni passati, il fatto di mettere ordini, di riordinare, di poter fare delle cose nell'ambito delle vostre competenze, non aspettare che arrivi il politico che non capisce, scusate il termine, un cappero, per non volere essere volgare, e che vuole solo tagliare indiscriminatamente, perché naturalmente non si vogliono tagliare gli stipendi loro, allora li tagliano a voi, a noi cittadini, che poi dopo vengono a chiederceli in continuazione, perché tanto siamo diventati un enorme bancomat dove togliersi tutti i loro capricci, le loro porcherie, e noi diventiamo sempre più indifesi di fronte a un'ondata barbarica senza precedenti nella storia, io credo, dell'umanità, che invece ci viene propinato come accoglienza, in mano a tutti i racket che noi sappiamo, mafie, c'è la cecena, c'è la cinese, c'è la russa, ci sono ci mettiamo anche le coppe rosse o no? Veramente, guardate, siamo in mano ai più grandi delinquenti che siano mai, perché fra l'altro li abbiamo in casa, padroni del nostro territorio, che poi non è più nostro, che è stato espropriato, per cui io vi chiedo a voi rappresentanti, che siete rimasti il nostro ultimo baluardo, non sappiamo più a chi rivolgersi, ai santi del paradiso, sì, ma avete considerato che siamo sulla terra? Io vi chiedo che cosa avete intenzione di fare, aiutateci, non abbandonateci. Grazie. Vi ringrazio infinitamente. Grazie a lei. Grazie a lei, signora Maria Paola. Sentiamo anche la signora Michela. Buonasera, signora Michela. Lei ci chiama da dove? Da None Veneto. Buonasera signora. Invece io sono veneta, realista, e non elargisco complimenti assolutamente a nessuno. Guardate voi. Mi chiedo e mi domando, parlavate di tabù poc'anzi con le forze dell'ordine e quant'altro. Io ho un tabù che mi frulla per la testa da tanti anni, ed è questo tabù. Chiedo alle forze dell'ordine lì presenti se possono rispondere, altrimenti pace. Certo. Come mai in Veneto negli ultimi decenni ci sono stati centinaia di mafiosi esiliati coattamente con solo obbligo di firma? Come deterrente? Non mi sembra. Perché educassero Felicetto Maniero? Non mi sembra. Se qualcuno può rispondere, altrimenti se non possono, pace e bene. No, le risponderanno, allora, signora Michela. E un'altra cosa, l'altra sera hanno intervistato dei vigili, quelli a Roma, quelli... Certo, sì, il caso dei vigili urbani, sì. E gli hanno chiesto se per caso ci fosse un attentato terroristico islamico in Vaticano, siete preparati? E loro hanno detto che non sanno una mazza di come si fa. Cortesemente chiedo all'editore Casen, in ultima analisi, se fa una trasmissione sul perché il Mose deve procrastinarci sia ancora più avanti del 2017, perché poi ce lo daranno come rottame. Grazie. Grazie alla signora Michela. Dunque, abbiamo anche il signor Massimo. Buonasera signor Massimo, lei da dove ci chiama? Dalla provincia di Rovigo. Buonasera, prego. Buonasera, dunque, io volevo dire una cosa. Da qualche anno questo paese è in mano completamente al PD, quindi su immigrazione e sicurezza la responsabilità sappiamo di chi è, perché l'anno scorso sono entrate 200.000 persone in Spagna, che è molto più vicina all'Africa, 2.000, quindi
lì ci sono già dei motivi. Volevo dire, il PD, il suo punto di riferimento mondiale è Obama. Esatto, Obama è americano. In America non esiste né amnistia né indulto. Se uno fa un reato, tipo anche quelli che voi dite minori, che invece per me sono i maggiori, quelli che interessano la povera gente, se uno fa una rapina si becca 3 anni, non c'è nessun giorno di sconto, ti mettono la tuta arancio e stai dentro fino all'ultimo giorno. Da noi ci sono amnistie e indulti ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, ogni 5 mesi. Non si costruiscono carceri, dicono che costano i carceri, non è vero, bastava costruirli. Poi dicono, ma chi paga? Per quanto riguarda gli stranieri si può fare così, o si fa scontare la pena nei loro paesi, ma visto che questo non si può fare, si scontano la pena nei nostri carceri, però pagano i loro paesi. Volevo dire un'altra cosa, 2 anni fa ci fu una intercettazione ambientale della polizia in cui bande dell'est europeo dissero andiamo pure tutti in Italia, tanto là possiamo fare qualsiasi reato dall'arancia meccanica in poi e ci mettono fuori dopo 2 anni. Volevo dire che una cosa sulla polizia e le forze dell'ordine, il loro dovere lo fanno alla perfezione, queste persone lo fanno alla perfezione e sono anche presi in giro per il lavoro che fanno. Io li ringrazio per quello che stanno facendo. Volevo dire un'altra cosa sul buonismo. Da ieri non esiste più il buonismo, perché con quello che ha detto il Papa ha messo una pietra tombale. Praticamente lui ha detto che se uno mi offende mia madre io posso dargli un pugno. Questo può valere anche per altri argomenti. Quindi se tu mi fai del male, io Stato ti posso punire. Visto che l'ha detto il Papa, visto che la sinistra ama questo Papa, va bene anche questo, prendiamolo in considerazione, il buonismo non esiste più. Chiedo una cosa, Prego. Non possiamo diventare come l'Austria, la Svizzera, cioè vivere in pace nei nostri paesi, già si vive male se ci sono problemi di tutti i tipi, potremmo stare tranquilli almeno in casa nostra, perché non si può stare tranquilli in questo paese, perché non possiamo diventare come la Svizzera e l'Austria? È vietato vivere come la Svizzera e come l'Austria, come gli austriaci, vivere come gli svizzeri, non si può vivere in questa maniera in questo paese, ma perché dobbiamo vivere come... non lo so, qua uno commette un reato 200 volte, ci sono stranieri che commettono lo stesso reato 200 volte e dopo, il giorno dopo sono ancora fuori. Ma questo qua è il paese dei balocchi, dei delinquenti internazionali. Certo. Cioè, vengono tutti qua a far del male, ma cosa siamo diventati noi? Il paese dei balocchi di Pinocchio, questo qua è il paese dei balocchi. Grazie signor Massimo. Grazie. Allora adesso abbiamo anche il signor Sergio. Buonasera, da dove chiama signor Sergio? Da Mestre, buonasera a lei dottore e alla gradita compagnia. Prego. Sì, ne approfitto per chiedere, visto che questa sera ci sono, per chiedere ai signori rappresentanti delle forze dell'ordine... Signor Sergio, se gentilmente abbassa la televisione. Sì. Grazie. Va bene? Sì, benissimo, grazie. Prego. Ecco, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, prima mi dicano subito sì o no e poi cercherò di sviluppare un po' il mio pensiero. In quei 276.000 agenti sono incorporati anche tutti coloro che fanno l'atletica, lo sport? Sì o no? Non ho capito. Sì, tra gli agenti che sono conteggiati ci sono anche gli atleti, diciamo, quelli dei gruppi sportivi. Forse le fiamme d'oro. Le fiamme oro, certamente. Le fiamme gialle. Certo, anche tra le fiamme gialle. Prego. A me interessa sapere sì o no. Sì. Sì, ecco. Ora io vorrò parlare a vostro favore, signori rappresentanti delle forze dell'ordine. Mi sembra una cosetta un po' diremo, non dico vergognosa, ma cercate di capirmi. Proviamo. Dunque sono decine di migliaia, perché non sono soltanto le fiamme oro, ci sono 15 corpi in Italia di forze armate e partiamo dal giochetto delle palline alle gare di motonautica con gli entrobordi, i fuoribordo, l'entrobordo che costano quel che costano, e tutti questi signori che fanno la vita di Michelangelo, perché io non sono contro lo sport, sono contro questo sistema. Tutti questi signori che fanno la vita di Michelangelo, che poi tra l'altro ridono alle spalle di chi li mantiene, loro sono equiparati come gli agenti, come i carabinieri, come i militari, sono pagati, stipendiati alla stessa maniera, sono dipendenti pubblici, hanno la pensione
hanno la pensione, va bene, con i contributi figurativi, non pagano una lira. E non fanno niente dalla mattina alla sera con l'alibi dello sport. Quanto erodono in numero di personale e di denaro. È stato chiarissimo. Cioè, non ho terminato, guardi, perché voglio ricordare questo. Gli atleti di Stato esistevano nelle grandi dittature e come tuttora dove ci sono le grandi dittature esistono gli atleti di Stato. Qui in Italia abbiamo migliaia e migliaia di società, gloriose società sportive, che sono deputate loro a gestire lo sport, gli atleti, non 15 corpi armati. Ma vi dico l'ultima, la polizia penitenziaria ha una guardia professionista di ciclismo, la forestale anche, mi spiego. Noi parliamo in marina, aeronautica, esercito, finanza, finanza e montagna, signor Sergio, mai finanziari, anche perché sono a sciare dalla mattina alla sera, sono lì dalla mattina alla sera. E questo è un insulto alle forze dell'ordine. Grazie signor Sergio, abbia pazienza, ma abbiamo altre telefonate ancora in linea. Io vorrei, grazie comunque del suo intervento perché ha presentato comunque un aspetto particolare. Abbiamo il signor Antonio da Roma. Buonasera signor Antonio. Buonasera a tutti e un saluto da Roma a tutti. Buonasera, prego. Buonasera. Allora, la prima cosa un appello al professor Casen, spero che si farà di nuovo una trasmissione di nuovo sul Presidente della Repubblica, sul tema del presidenzialismo. L'invito anche il professore a fare una trasmissione sull'informazione. Il professore è spesso inascoltato, lo seguo da tanti anni, ha denunciato lo stato dell'informazione. Forse per un po' di pudore ancora una trasmissione tutta dedicata interamente all'informazione non l'avete fatta, ma voi siete più che titolati a farla e vi prego di farla. A 360 gradi, senza avere paura di parlare di sé, perché qua non si tratta di parlare di sé, ma della libertà e la democrazia di questo paese, che è messa, come in altre situazioni, a dura prova. Ai rappresentanti dell'ordine che sono qua presenti, piccolo mio particolare, io sono figlio di maresciallo dei Carabinieri, quindi sono vissuto in casa e so che ho avuto questo tipo ho respirato cosa significa essere figlio di un funzionario dell'ordine. Volevo chiedere a questi ospiti, questi funzionari, se loro si riferiscono della legge quella che istituisce il corpo militare dell'Unione Europea, la cosiddetta, mi scusate la pronuncia, Eurogenfor, una legge sciagurata a mio avviso recepisce un trattato fatto nella ridente cittadina olandese di Wesen, ed è la legge, per qualche telespettatore che volesse vederla, la legge è stata ricevuta al Senato il 4 marzo 2010, la legge è la numero 3083. Questa legge di fatto riunisce tutti i corpi di polizia a livello europeo e praticamente dà, se mi correggono se sbaglio, dà enormi poteri da parte delle polizie di poter agire indisturbate contro al di fuori di ogni controllo. Lo dico da figlio di maresciallo di Carabinieri che non ha mai abusato della propria divisa. Ed inoltre prevede anche che la polizia venga degradata a livello locale, cioè una volta che è effettuata questa rivoluzione ci sia questa degradazione della polizia a livello locale. Quindi si può anche spiegare questo. Volevo sapere a che punto è nel progetto e poi concludo con un ultimo appello ai poliziotti, ai carabinieri, a tutti: non accettate questo scambio maledetto, pochi soldi e impunità. Non accettate questo scambio, pochi soldi in cambio di impunità. Non accettate questo scambio. Benissimo, grazie signor Antonio. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora di trasmissione per... Prego, invitare i telespettatori di suggerire, come fanno spesso, i titoli delle trasmissioni, perché ci aiutano a capire meglio qual è la necessità di capire i fenomeni che stiamo vivendo. Certo. Allora, da chi cominciamo? Iniziamo da Fanelli, rispondiamo un po' perché non avete proposto prima. La prima signora simpaticissima diceva perché non avete fatto un riordino, una riforma prima. Allora la signora invece deve sapere che erano state fatte moltissime proposte di riordino e di riorganizzazione. Me ne ricordo una che era stata eccezionale, un lavoro
magistrale fatto dall'ex capo della polizia, dottor De Gennaro, che portò proprio l'attenzione delle Camere riunite quelle che dovevano essere le strategie funzionali, operative, e in particolar modo una concentrazione sui doppioni. Non passò, addirittura venne fuori la riforma Giuffre, che fu quella scellerata, che poi è stata ripresa recentemente e che è in buona fase, in avanzato stato di avanzamento. La seconda era quella dei mafiosi in Veneto. Sì, esattamente. I mafiosi in Veneto, signora, purtroppo non è che ce li portiamo noi della Polizia di Stato o le forze dell'ordine. Purtroppo c'è una legge che è quella delle misure di sicurezza, delle misure di prevenzione, soprattutto coloro che vengono macchiati certi reati, certe condanne in via anche alternativa o in via estintiva della pena, vanno in posti diversi da quelli che è quello naturale, dove sono nati, dove sono cresciuti, dove si sono organizzati, dove potrebbero essere ancora pericolosi. Il famoso confino, praticamente. Certo. Ecco, solo per che farsi capire. Mussolini li mandava su qualche isoletta. No, noi li abbiamo mandati, qui abbiamo anche il figlio di Totò Riina, esatto. Quindi abbiamo portato anche delle cose di grande qualità, però non è colpa della polizia, è la legge che va cambiata. Per quanto concerne invece la terza telefonata del signore che diceva il discorso degli albanesi, la questione della sicurezza, questo è dettato anche dall'impiantologia, dell'impianto del sistema penale e procedimentale che c'è in Italia, un apparato eccessivamente forse garantista, dove c'è la sospensione della pena, i benefici della condizionale, dove ci sono forme alternative, le pagavo all'inizio della trasmissione. Quindi questa incertezza della pena determina per altre persone che invece non godono di questi benefici garantistici, hai capito? Come dire, un lascia passare, facendo trasformare il nostro paese in paese della cuccagna. Per quanto concerne invece il discorso delle forze degli sportivi delle Fiamme Oro, c'è da dire una premessa. Può anche essere un discorso con cui si potrebbe anche ragionare in termini e in tempi di spend review, però c'è anche da dire, a onor del vero, che questi ragazzi che vengono per fare attività sportiva non lo fanno vita durante, certo, lo fanno nei primi anni delle loro capacità, delle loro prestanze fisiche, dopodiché entrano nei ruoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza e via discorrendo, quindi vanno in servizio operativo. Per quanto concerne l'Euro-Gendorf, era la questione che mi premeva di più di tutto, il punto, quinto punto. L'Euro-Gendorf, anche noi come sindacati di polizia... Spieghiamolo ai telespettatori perché... Faccio una sintesi. Molti anni fa, adesso mi pare che fosse con concomitanza nel 2004 credo, 6 paesi della comunità europea decisero di costituire un organo sovranazionale con ampi poteri operativi, svincolati dalla magistratura, addirittura non sottoposti all'obbligatorietà dell'azione penale, però che avessero delle funzioni di polizia giudiziaria e che potessero intervenire in ogni luogo della comunità europea laddove ci fossero particolari problemi in carattere di tumulti, ordine pubblico o comunque di repressione di certi reati efferrati. Si parte da un numero stanziale e ci devono essere poi delle aliquote aggiuntive in via di emergenza. Mi pare che dai 3.000 devono diventare in brevissimo tempo, nell'arco nemmeno di 3 mesi, di fronte a scenari che potrebbero destabilizzare gli ordinamenti democratici dei paesi, a 50.000. È un embrione di polizia europea? Sì, no, non è proprio un embrione, è un nuovo stato giuridico, o militarmente organizzato, non è costituito da polizie civili, la sede, il quartiere generale è a Vicenza, nella caserma a Chinotto. È stata già istituita, non è ancora nel pieno della operatività perché mancano le norme di attuazione che ne danno seguito. Ora, noi come sindacati di polizia, soprattutto della polizia civile, l'abbiamo vista malissimo questa cosa, l'abbiamo vista malissimo perché auspicavamo che l'Europa si concentrasse in maniera molto più determinata e più incisiva a potenziare le funzioni dell'Europol, che invece ha tutta un'altra connotazione. L'Europol dovrebbe essere la futura polizia europea, fin quando, se ci sarà mai veramente questi Stati Uniti d'Europa, e auspicando che non sia solo una comunità monetaria, finanziaria, economica, ma che diventa anche una comunità
di popoli diversi, con un unico codice penale, con un unico codice di procedura penale, dove la giustizia è uguale dall'Irlanda fino all'Italia, dal Portogallo fino alla Polonia, e dove ci sia un'unica polizia che intervenga a carattere globale, con banche date uniche in tutti i sensi, l'ambito anche a livello economico, e che funzioni, che sia efficiente, funzionale, che abbia un buon andamento a garanzia di tutti i popoli d'Europa. Questo è l'auspicio. Allora, abbiamo pochi minuti e quindi io vorrei comunque sentire un po' tutti quanti. Fabrizio Botaro. Io mi rivolgo ai telespettatori e dico: signori, questa sera avete sentito tante cose e abbiamo per l'ennesima volta dimostrato che arriviamo sempre dopo. Arriviamo dopo a Roma, arriviamo dopo al Monte dei Paschi di Siena, arriviamo sempre dopo. Noi arriviamo, ecco. Allora l'appello: 2, 1, Renzi, per favore, dimettiti, vai a casa. Secondo appello: telespettatori, un sussulto di dignità. Vogliamo cambiare questo Stato, vogliamo cambiarlo, e allora tutti insieme cerchiamo di darci una mano. Cambiamo questo Stato, mandiamoli tutti a casa. Grazie. Beh, mandiamoli tutti a casa è stato lo slogan di Beppe Grillo, no? Sì, io chiedo scusa, non vorrei fare troppo il ragioniere, ma qui sulla questione dei costi va chiarito ancora qualche punto. È vero che si può razionalizzare, ma non per risparmiare, ma per investire meglio. Allora, noi siamo sì un paese che ha 5 forze di polizia nazionali, ma siamo anche quello che ha 4 mafie. Dobbiamo rapportare i costi ai bisogni. Allora, se abbiamo 'ndrangheta, camorra, la mafia cosiddetta siciliana, la Sacra Corona Unita, e per non parlare poi di una strana mafia che sta emergendo dalle indagini a mafia capitale a Roma, beh, allora io penso che noi dobbiamo anche tenere presente chi siamo e di che cosa abbiamo bisogno. Venendo per esempio in Veneto, noi abbiamo bisogno di monitorare un territorio che è diversissimo e variegato, che va dalle montagne al mare. Allora pensare, mi riferisco all'ascoltatore Massimo, no, che veniva dal Polesine, pensare di togliere la caserma di polizia da Porto Tolle, che è un presidio invece importantissimo, in un territorio molto vasto da presidiare, con bassa densità di abitanti, ma tutti gli abitanti hanno lo stesso diritto di avere garantito la sicurezza. E se oggi abbiamo un incremento di furti e aggressioni in casa, come quella che lei ha subito, soprattutto nelle case isolate, la Campania è un luogo che deve essere invece garantito e non abbandonato. Poi ci sono i costi opportunità. I costi opportunità vuol dire devo valutare dove posso spendere in maniera più razionale, in maniera più efficiente, ma bisogna fare anche molta attenzione che i costi opportunità non sono solo quelli dello Stato, ci sono anche quelli che si scaricano sui cittadini. E allora se oggi nel riordino della polizia postale, a prescindere da chi ne prenderà l'eredità, io spero che rimanga invece, perché abbiamo bisogno di una polizia specializzata in questo campo, ma se mi dice che ci sarà un'unica sede regionale, significa che dall'estrema propaggine di Verona io dovrò andare, se mio figlio sarà oggetto di cyberbullismo o avrà problemi con persone che potrebbero essere dei pedofili, devo andare fino a Venezia a fare la denuncia. È così. E pensiamo in Sardegna cosa succede quando da Sassari a Cagliari ci vogliono 3 ore ad arrivare. Quei costi lì chi è che li paga? Li pago io cittadino. Allora preferisco pagare le forze dell'ordine perché siano presenti sul territorio e io possa sentirli come un amico, non come un costo. E concludo. Se vogliamo fare una riforma che tagli i costi senza penalizzare o semplicemente senza tagliare i costi mi permetta di avere un servizio migliore, io devo avere dei numeri chiari, dei numeri certi, dobbiamo fare politica sui dati reali. In Commissione Affari Costituzionali abbiamo chiesto al Ministro Alfano di portarci i dati su quali sarebbero i reali vantaggi e sembra che non siano così consistenti, ma non lo sappiamo perché ancora non ha risposto a questa semplice richiesta. Se noi non sappiamo che cosa abbiamo da guadagnare, non calcoliamo
i costi che poi ci sono comunque per i cittadini e non facciamo un bilancio serio e corretto, noi stiamo vendendo slogan e mi dispiace, il campione di slogan, cara signora Ballico, oggi è il Presidente del Consiglio. Allora, Mary Ballico, a lei la parola, così, anzi a te la parola, così puoi rispondere al... Sì, io volevo rispondere signor Massimo, l'ultimo che ha parlato, certo. Ecco, perché chiaramente un partito che ha preso più del 40% dei voti a maggio, anche se non ha governato sicuramente negli ultimi 10 anni, perché insomma dal 2013 prima Monti e poi sappiamo chi ha governato e quindi da quanto tempo si potevano fare le riforme che adesso urgono. Ecco, io noto in tutta questa serata l'urgenza su ogni tipo di cambiamento, su ogni tipo di riforma. Questo è sicuramente sintomatico del fatto che gli italiani hanno raggiunto ormai, come dire, il limite della sopportazione verso tante inefficienze, errori, sprechi che ci sono nello Stato. E quindi sicuramente bisogna agire e agire in fretta. La giustizia sappiamo che è un tema sul tappeto, è un grossissimo tema pieno di problemi, anche perché prima di questo governo veniva affrontata solo con le leggi ad personam. Quelle erano le riforme che urgevano, non erano le riforme generali. Ora si tenterà, da quello che vedo, il suo Ministro ci sta lavorando, perché se non c'è appunto una giustizia certa per mille problemi, sulle aziende che non vengono a investire, su appunto questa nomea dell'Italia come paese dove le leggi vengono eluse facilmente, eccetera, si deve assolutamente intervenire, per arrivare a vivere come in Svizzera o in Austria, diceva il signore di prima. Ecco, guarda, io direi a me piacerebbe anche benissimo come paragone la Germania, perché la Germania è un paese che ha molta più immigrazione di noi, molta più immigrazione, però evidentemente si è trovato un modo di governare quello che da un problema può essere un'opportunità, si è trovato un problema, si è risolto il problema della sicurezza da quello che abbiamo visto a livello di reati, eccetera, con spesa e personale, con i valori che abbiamo visto prima. E quindi io penso che l'Italia ha un po' un problema particolare per l'immigrazione. Noi siamo circondati dal mare, non è mica come la Germania. Quindi in effetti per noi il problema è molto più grande e va affrontato finalmente a livello europeo, come si è cercato di fare con quest'ultimo governo. Un'ultima battuta sul Papa. Ecco, il Papa non va tirato per la papalina, perché il Papa non è di tutti e non ha nessuno la prerogativa sul Papa. Questa cosa che sembra aver detto ha colpito un po' anche me, perché l'ho trovato una declinazione particolare del porgi l'altra guancia, no? Chiaro, certo. Dal pure un pugno. Certo. Però ecco, sicuramente diciamo in questi ci sono tempi e momenti in cui ecco, anche il Papa ha delle reazioni forse evangeliche in un modo un po' particolare, però ecco, sicuramente non va tirato per la giacchetta su questo, perché poi ha comunque detto e ha sempre detto parole di integrazione e di rispetto, e quindi questi sono gli insegnamenti che dovremmo trarre da lui, non certo strumentalizzare le battute. Certo. Giorgio Peretti, come chiudiamo questa serata? Io penso che la giustizia percepita dai cittadini forse è una giustizia che viene anche percepita dalle forze dell'ordine, cioè loro si trovano in prima linea a fare il loro dovere, a fare naturalmente i loro servizi e poi rischiano in prima persona per qualcuno che poi in poche ore di nuovo è in libertà. Qualsiasi esso sia, qualsiasi religione. Penso prima che loro abbiano finito di qualsiasi religione che lui abbia, qualsiasi stato, che in questo stato qui purtroppo noi come partito in questi 15 anni abbiamo fatto delle battaglie, penso all'Odalfano, al legittimo impedimento, se si pensa che abbiamo un ex Galan che ha patteggiato e continua a percepire il vitalizio pur se è stato condannato, cioè siamo al paradosso. Se noi dovremmo partire da dare l'esempio e dire chi è stato condannato azzeriamo il vitalizio, ma non solo, restituire anche il maltolto. A livello sportivo, se uno vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi e successivamente viene scoperto di doping, non restituisce le medaglie? Certo. Allora perché non farlo con quello che sono degli accumuli, dei denari che sono stati privati alla collettività, quando non abbiamo i soldi per poter fare i marciapiedi piuttosto che le scuole? Abbiamo visto però anche dei limiti delle forze di polizia, e a fronte degli slogan che invece sono proposte concrete, quelli che abbiamo fatto noi, quindi questa proposta di togliere il vitalizio per esempio è stato presentato in regione, il fatto che la vendita del bene delle mafie, l'abolire la legge Fornero, l'inasprire le violenze sulle donne, tutte proposte che sono state presentate in Parlamento nel 2014. Allora, se al di là degli slogan i partiti si fossero impegnati per portarli a termine,
forse magari avremmo avuto più giustizia sociale, certo. Quello sì. Allora, più mascalzoni in galera e naturalmente meno per le strade. La riflessione di base è anche i limiti di quello che può essere la polizia locale nell'attività della sicurezza. La sicurezza, per fortuna, è in mano al questore, naturalmente, certo. e agli organismi preposti. Quindi basta slogan. Abbiamo visto nei fatti che chi ha fatto man bassa di votazioni, poi alla fine in realtà si trova difficoltà con delle difficoltà oggettive. Non prendiamo in giro i cittadini, dobbiamo lavorare a livello nazionale e a maggior ragione a livello europeo, perché quell'immigrazione mi sembra tanto una distrazione dell'opinione pubblica dai problemi reali. Cioè, o si affronta a livello europeo questo problema, se no, sinceramente, dire che non si può risolvere, mi sembra... Ecco, la riflessione che faccio anche è mia, è quella dei diritti. Se partiamo dei diritti dell'uomo dobbiamo far rispettare quello che sono la Costituzione e le regole. Cioè, se ci sono queste regole, facciamole rispettare. E siccome non sono inventate, esistono, partiamole da facendole nostre, facendole presenti anche ai cittadini, che molte volte quello che viene millantato, perché purtroppo come genitore io ho visto per esempio che nella Regione Veneto l'assessore all'istruzione ha mandato una circolare, certo, che potremmo fare una trasmissione solo analizzare, certo, ma siamo in chiusura, tra l'altro io mi chiedo, vogliamo veramente investire? Cominciamo, grazie per fortuna ancora alle elezioni amministrative che ci saranno, a selezionare le persone. Certo. Ecco, quello sì, possiamo ancora farlo. Certo. Grazie Giorgio. Volpin? Io voglio solo concludere dicendo una cosa, che noi delle forze di polizia, indipendentemente da queste 5 forze di polizia, fanno il loro dovere quotidianamente, rischiano la vita ogni giorno per uno stipendio che è quello. Noi non ci lamenteremo mai, faremo sempre il nostro dovere, sempre, perché ce lo impongono, ma anche perché abbiamo il senso del dovere. Questo è quello che noi dobbiamo ricordare. E per quanto riguarda i cittadini, noi siamo sempre a loro disposizione. Per rispondere anche alle domande, ha già risposto Fausto a tutte le domande, però non mi sento di dire niente di più. Però ecco, io credo che invece sia importante noi che siamo qua. Dovete essere interpellati invece per quanto riguarda certo, la riforma. Abbiamo già presentato delle bozze che vanno in questa direzione della riforma, abbiamo già proposto anche delle nostre alternative in chiaramente questo non è ancora... È chiaro, però voglio dire che i cittadini devono ancora credere all'istituzione, noi siamo l'istituzione, noi siamo a disposizione dei cittadini e non mi stancherò mai di dirlo, sempre, il cittadino prima. Grazie Volpin. Professor Casen. Allora, ricorderei un piccolo aneddoto che uno degli esempi più importanti che aveva Falcone, che pedinava poi questi personaggi che dà paura, per cui poi sono riusciti a far saltare un'autostrada e a far saltare la casa di Borsellino, della madre di Borsellino, e la gente viaggiava col motorino di suo padre in incognito perché la polizia non gli forniva, cioè lo Stato non gli forniva il mezzo per poter correre dietro, inseguire, pedinare in maniera anomala, doveva essere visto come una macchina, eccetera, e usavano addirittura una macchina di un altro genitore, di un altro agente. Questo l'abbiamo fatto vedere anche come documentazione quando abbiamo commemorato Borsellino. Quindi già quanti? 23, 25, 30 anni fa, no? Le cose andavano così. E non si poteva piangere che i soldi non c'erano, perché i soldi ci sono. C'era la Cassa del Mezzogiorno, allora era una Cassa del Mezzogiorno che elargiva 20 miliardi, 20.000 miliardi di lire, pari a 10 miliardi di euro di oggi. Fa paura questa cifra. E normalmente si impiegavano, e che lì la mafia è cresciuta, si impiegavano in opere pubbliche del cavolo, si facevano i monumenti in cemento armato, ci sono ancora, li ho visti, no? E si pagavano cifre enormi per questi artisti, facevano delle fatture fuori misura, e poi la cosa veniva riciclata, restituita poi ai partiti, in particolare alla vecchia Democrazia Cristiana, che in queste cose ne sapeva fare molte. Polizia di rete. Allora, io
suggerisco non solo la polizia della rete deve essere costituito un corpo speciale della polizia perché sappia e abbia la percezione assoluta di quello che sta succedendo in rete e anzi anticipare quelli che sono i fenomeni futuri, perché se io aspetto di imparare e preferisco creare una struttura e quindi creare una scuola che possa accedere alla rete e possa capire cosa sta succedendo in rete e percepire meglio quelli che sono i fenomeni che si stanno trasformando, perché è un fenomeno che cambia di minuto in minuto. Non riusciamo mai a capire una cosa che già ne nasce un'altra, una tecnologia in evoluzione, ma non solo controllo, dialogo, che i cittadini dialogano con la polizia in rete. A me interessa questo, ho un problema in casa, ho paura, chiamo, neanche telefono, chiamo, scrivo, rimane là, cioè c'è bisogno di un rapporto con i cittadini. Usiamo queste tecnologie non soltanto per fare delle grandi, perdonatemi il termine, puttanate, no? Scrivere tutto il contrario di tutto e scrivere delle cose eccessive spesso, no? Ma cerchiamo di prendere il mezzo e utilizzarlo per quello che il mezzo può dare. Allora io dico sempre che quando c'era, mi pare, Bell, no? Che prese il premio Nobel e andò in Svezia e il re di Svezia, quando è dato il premio Nobel, diceva questa scoperta che era poi l'implicazione delle onde elettromagnetiche, eccetera, no? E dice, ma cosa serve? Dice, io non lo so, ma lei sicuramente tra qualche anno ci metterà le tasse. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso chi scopre una cosa poi non riesce a immaginare l'applicazione di questa stessa cosa. Quando è nato il laser, tutti dicevano sta cosa che va sempre dritta, non si apre mai, una luce che passa attraverso il rubidio e va sempre dritta, e poi ci hanno messo dentro l'energia e poi hanno fatto così, e poi ci hanno fatto i DVD, no? Ci hanno fatto i Blu-ray con il laser, no? Ma nessuno sapeva quando ha inventato il laser come sarebbe stata applicata. Allora questa è la funzione anche della polizia, cercare l'applicazione di questo sistema all'interno della polizia, ma deve essere un reparto scientifico che poi capisce quali sono le esigenze della polizia e le applica per la rete ed è un servizio per il cittadino. Questo è fondamentale, usare il cervello, non le mani. Poi ci vuole anche il poliziotto di quartiere, come c'è in Inghilterra. Il poliziotto di quartiere non deve restare sempre là, bisogna cambiare i quartieri perché sennò diventa tutto... In Italia abbiamo un sacro concetto del vizio di poter essere così e non di lungo di più, quindi li scambiamo, se no abbiamo visto a Roma cosa succede, no? Certo. Il rispetto della polizia. Abbiamo visto i poliziotti di New York che si sono girati elegantemente e hanno posto le terga a uno dei più grandi sindaci del mondo, perché parliamo di milioni di abitanti, certo. E tra l'altro una città civile, eccetera. Il rispetto. Allora io mi ricordo anni fa un fatto, racconto i fatti perché spesso sono più esplicativi di tutte le parole di questo mondo. Ero in un campeggio, eravamo pochi, io e mio cugino e pochi italiani, e la maggior parte erano tedeschi. E alla sera ci trovavamo in questa sorta di birreria e i tedeschi facevano una gran cagnara. La prima volta che abbiamo assistito alla scena, la prima sera, quando è diventato eccessivo il cantare, niente di speciale, cantavano a voce alta, facevano un po' di bagordi, è arrivato il direttore del camping e ha detto polizai. Si sono seduti tutti, hanno continuato a conversare, a bere birra perché non gli mancava, ma solo il termine polizai non erano terrorizzati, hanno capito che avevano ceduto e il concetto di polizia non era un concetto imperativo, era un concetto di rispetto. O così oppure. Questo non avviene in Italia, no? Se abbiamo un super drogato che prende a calci la polizia, scusate, e mi rifaccio a dei verdetti del tribunale, ha ragione il drogato, non posso accettarlo. Che poi nella colluttazione sia successo qualche cosa, a me dispiace, ma non possiamo creare questi principi perché sono principi sbagliati. E non possiamo dire è un povero ragazzino, diciamo chi era. E la polizia perché è intervenuta, perché è stata chiamata, perché la gente che abitava là aveva paura, è intervenuto e sono intervenuti ed è successo un incidente. Bene, prendiamo, perché sennò
E qui nasce il problema dell'informazione, mi riaggancio a quella, perché l'informazione dei giornalisti è scandalistica. Arriva una nave di 700.000 poveri disgraziati, per carità, ma non tutti lo sono, abbiamo capito che ci sono anche dei birichini in mezzo, è la nave della povera donna sedicenne che ha partorito sulla nave. È la nave della partoriente. Non è vero, è una nave con 18 persone, le più drammatiche di questo mondo, ma non possiamo dire santificare questa perché è nato un bambino, perché ne sappiamo, ne abbiamo contezza che queste cose vengono fatte apposta. E il giornalista fa la notizia della donna e non fa la notizia di chi erano quelli, come si sono imbarcati in Turchia, perché la nave non è stata dirottata di nuovo in Turchia, perché in Turchia provengono e il governo turco ha l'obbligo di controllare quando queste persone vengono imbarcate in questa maniera e se ne vanno dal territorio turco. Allora, siccome vuole entrare in Europa, si chiama il governo turco e dice: vuoi entrare in Europa, ti comporti come tutti gli altri, eccetera. No? Il rispetto, dissento un po' dal Papa. È vero che il rispetto è una cosa fondamentale, ma il rispetto è un rispetto verso se stessi prima che verso gli altri. Io ho assistito, come tutti noi, credo prima o in replica, ai 12 comandamenti presentati da Benigni, no? Allora, alla fine, ha dimenticato una cosa, che il rispetto dei comandamenti non è rispetto degli altri, rispetto a Dio, è prima di tutto rispetto verso se stessi. Dopo diventa rispetto dei comandamenti di Dio, della famiglia, degli altri, di non fare, di non dire. Perché nel momento in cui io faccio un crimine, sono io che non rispetto me stesso. E mi porto al livello di abbassarmi a dei livelli che non sono umani. E questo naturalmente è importante, e questa è la vecchia religione cattolica, è da là che nasce, nel rispetto, no, non tanto della madre o di Dio, ma del rispetto di se stessi, perché se io rispetto me stesso, secondo i canoni, allora rispetto anche gli altri. Grazie. No, grazie a lei, allora ci salutiamo qua, grazie ai nostri ospiti in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito.